che facevano loro. Ma sta sempre... Sotto questi alti cipressi, come da tradizione, troviamo delle tombe. Tombe non di certo moderne, ma bensì tombe molto antiche. Tombe, come vennero chiamate dagli archeologi, fenicio-puniche. E qui poi dello zaino, perché voglio vedere questa zona. Siccome quando eravamo ragazzini noi, qui c'era Signor Corona, che era il guardiano degli tracciamenti, qui c'è anche dell'ocra, vedi che non avevo mai notato. Se tu inquadri lì dietro, quella è ocra proprio. Questo rosso, queste linee rosse che vediamo sull'ingresso di queste tombe, perché sono tante. Un palo dell'Enel proprio inglobato col calcestruzzo dentro una tomba a pozzo. Che è questo? Insomma, abbiamo, eccolo qua, un palo. È un controluce. Questo è un palo dell'energia elettrica, eccolo, che è stato affogato, potremmo così dire, in una tomba fenicio-punica vecchia di oltre 2500 anni. Dunque questa zona non l'abbiamo mai vista. E siamo entrati in un ambiente molto angusto, vedete Roberto all'ingresso, di quella che era una antichissima tomba punica cosiddetta della necropoli di Tuvigedu a Cagliari. Questo scavo è molto particolare. Anzitutto va detto che le tombe si componevano di un ambiente scavato nella roccia, una celletta di forma, vedete, rettangolare o quadrangolare, al cui interno si sono poi accumulati, al posto dei defunti originari, questi bidoni di plastica, di latta. Insomma, sa di abbandono, sa di degrado, sa anche di maleducazione o di non rispetto per la storia. Abbiamo visto quel palo della linea elettrica che è affogato nel pozzo d'accesso di una tomba. Assolutamente, è una cosa impressionante. Quello è vecchissimo, perché noi non andavamo a scuola qui alla Spano, dunque l'abbiamo sempre conosciuto. Adesso, visto da questa parte, vederlo conficcato dentro una tomba punica e contornato da un getto di cemento è qualcosa di veramente orribile. Ebbene, lasciamoci alle nostre spalle questi ambienti sotterranei e andiamo ancora più giù all'interno dell'antica necropoli fenicio-punica di Carales, Tuvigedu. Andrea, voi gestite quest'area storica, archeologica, come possiamo chiamarla, insomma? Io lo definisco un sito archeologico industriale. L'abbiamo ripulito con l'andare del tempo e adesso lo rendiamo visitabile. Questo camion, insomma, è vecchio, di almeno 50 anni. 88 anni, cioè. Quanto? 88. 88 anni. Ma è tedesco? Sì, l'abbiamo sceso dalla Germania. In quella struttura voi avete una sede associativa? Sì, che stiamo ancora ristrutturando. E poi renderemo, come si suol dire, un settore di ricreazione, diciamo. Cioè dove vorrete servire del cibo? Esatto, esattamente. Qui abbiamo uno spazio barbecue. Esatto. E qui un cartello, un bell'impianto. Prego, accomodatevi. Il canyon di Tuvigedu.
Intanto sulla nostra testa passano tutti i giorni le auto e questo è un angolo della Cagliari sotterranea. A 10 metri è presente l'ingresso del parco archeologico di Tuvigedu, ma pochi sardi e soprattutto i turisti non conoscono questa meraviglia. Avete avuto dei problemi da parte dei tombaroli, cioè questa era terra di nessuno. Quello sì. Bene, adesso andremo in un luogo incredibile, le gallerie sotterranee di questo angolo di Sardegna. Sto guardando quante pietre ci sono, mi ricordo che gli operatori dell'associazione avevano ripulito tutto, ma questo è il segno delle ultime bombe d'acqua che ci sono state. Se tu inquadri dietro è tutta una serie di pietre che sono rovinate verso il basso, giustamente, perché l'acqua è stata tanta. Ricordiamoci che abbiamo il canyon, in fondo, dunque diventa un canale artificiale che manda tanta di quell'acqua verso questa zona. Insomma, la cava, no? La cava denominata canyon funge da collettore d'acqua che poi arrivando in questo luogo senza controllo si incanala anche con una certa velocità, perché comunque ricordiamoci che è una bella pendenza, dunque quello che ha fatto, guarda dove sono le pietre, sono arrivate sopra, dunque sinceramente non mi aspettavo di vedere tutto questo disastro. Quante pietre sono scese. Adesso ci stiamo avvicinando al sistema di passaggi segreti sotterranei della zona che più volte abbiamo chiamato Tuvigedu, il cui nome deriva da Piccolo Buco. Tuvigedu è il colle dei piccoli fori, ma in realtà di fori ce ne sono veramente tanti, è tutto cavo questo rilievo calcareo collinare alle porte di Cagliari. Andiamo sottoterra. In questo luogo è tutto un sali-scendi di tubi che vanno ad aggrovigliarsi, ad attorcigliarsi, ma soprattutto troviamo quelli che sono gli stipiti di un cancello, vedete in questo caso, che è stato trafugato, perché il cancello chiudeva questa ruota, in un certo qual modo la proteggeva, perché gli operai non dovevano correre il rischio di farsi male in questa ruota, ed in un certo qual modo questa ruota ha determinato anche il calo delle luci e del buio, quindi all'interno di questi siti. Quella ruota azionava il grande sistema di tramogge che frantumavano la roccia per poter poi divenire calce, ma soprattutto cemento. Questo è uno scavo fatto dalla ex Italcementi a Cagliari, sotto Tuvigedu. Alle mie spalle vedete dei vecchi impianti, dei quadri elettrici, quel che resta di alcune bobine. Qui i ladri, i vandali hanno distrutto tutto, e sulla nostra testa i pozzi antichi di accesso alle tombe fenicio-puniche di Tuvigedu. Quindi possiamo dire che le gallerie sotterranee della ex Italcementi dal 1940 in poi hanno intercettato delle tombe più antiche. Tombe, l'acquedotto romano, no? Che l'hanno tagliato in due, ma sembra di vedere anche forse c'è un osso, infatti, questo è un osso. Un osso umano, ovviamente. Secondo me sì. Queste sono tutte tombe a pozzo, come hanno scavato hanno distrutto tutto, dunque per forza qualcosa ai lati c'è ancora di... guarda che questa risera qui, dove questa è la risera, lì poggiava la lastra. Deve essere anche la lastra di copertura, perché come noi sappiamo le tombe a posto erano per più persone, non erano solamente per un solo inumato, insomma, una sola salma. Qui abbiamo i cartelli. La riparazione anche di breve durata senza aver prima tolto le valvole del motore di comando della centralina in revisione. Sì. Prima di fare la revisione della sicurezza, sicuro quella che noi tanto stiamo cercando di fare in tutte le fabbriche. E torniamo a quella ruota che ho illustrato prima, questa grande era imbrigliata proprio per dare sicurezza, certo. Hanno rubato la rete, ma quella era imbrigliata. Questo passaggio
No, questa è stata ricavata, adesso anche cemento armato, hanno sfruttato sicuramente lo spazio di una tomba, però quindi hanno ricavato una 1950 circa, una piccola centralina linea elettrica, sì. valvole e quant'altro, isolatori in porcellani. Qui vedete, qui ci sono due stivali. Possiamo dire che nel 1950 gli ex cavatori della Italcementi hanno utilizzato le tombe preesistenti. Qui c'è scritto nastro cilindrata. Stiamo perlustrando un luogo del resto molto importante per la storia di Cagliari e della Sardegna. Guardate, sul terreno si vede l'acqua che ha dilavato le rocce e va giù. Vincenzo, questa nostra, prego Roberto, ricognizione in questo luogo ci ha consentito però di individuare il tunnel che la Italcementi in passato aveva creato per trasportare materiale da una cava all'altra. Sì, questo tunnel dovrebbe arrivare fino alle case delle cave di Soggiu, attraversando via Smaglias e passando 20 metri sotto il livello di via Smaglias. Noi qui ci troviamo praticamente sotto via Falzare e via Alessandra Vendraccia, a un chilometro di distanza. Saranno circa 1.300-1.400 metri. Ebbene, noi dato che siamo qua cercheremo di esplorarli tutti. Seguiteci. Ci troviamo sotto il colle di Tuvigedu, nei pressi del viale Santa Vendrace, e stiamo proseguendo il nostro viaggio in compagnia di amici speleologi e di guide turistiche, potremmo così dire speciali, che vorrebbero portare i turisti e i cagliaritani in questi ambienti scavati nella roccia, ma tutto tace, tutto è abbandonato. Certo, guarda, qui ci sono due ingrassatori manuali, si inquadra anche l'altro è qui. Vedi? Questo c'era qualche addetto, c'era un addetto che ogni tanto faceva mezzo giro, questi sono pieni di grasso, anziché i soliti ingrassatori che hanno la pistola, insomma la prova tipo quello del silicone, la pistola siliconica, questi venivano girati, si dava mezzo giro al giorno e andava appena grasso e si facevano tutto il giro degli ingrassatori. Possiamo spiegare, gira adesso questo, ruota questo? No, dico il rullo proprio. No, il rullo un paio di anni fa girava, non girava, no. Però questo rullo girando azionava questo nastro in caucciù, che era un vero e proprio nastro trasportatore, che portava il materiale estratto dalla zona della necropoli di Tuvigedu. In parte forse anche queste estrazioni hanno distrutto diverse tombe, per poi raggiungere l'ex cementeria di via Santa Gilla. Eccolo qua, quel che resta del nastro trasportatore. Nastro grande. Perché aveva anche un secondo nastro più piccolo. Tutti questi elementi, sistemi, soprattutto metallici, sono elementi di reperti di archeologia industriale, eppure a nessuno insomma importa niente di questi luoghi, se non, come vedete, al nostro gruppo che continua a decantare, a raccontare la storia intrinseca di questi sistemi e ambienti sotterranei. Qui abbiamo, vedete, un altro grande rullo, un altro rullo sopra, e questi rulli di metallo, soprattutto di ferro, azionavano cosa? Azionavano nella parte alta un vero e proprio frantoio. Nastro di scorta. Nastro? Scorta, perché questo sembrava, poi è stato cambiato. Meno male che nessuno ha trafugato nulla. Una sirena. Questi sono gli allarmi forse. Esattamente, questa è una sirena. Eh sì. Perché si scandiva l'orario di entrata, l'orario della pausa pranzo, perché io mi ricordo da piccolino, anche noi, da ragazzini negli anni 80 non avevi l'orologio, dunque si basava sempre
sullo squillo di tromba, diciamo. Cioè voi ragazzi mi state dicendo questo del quartiere di Santa Vendrace, aspettavate il suono della... Sì, perché 8 meno 5 è la prima sirena, mi sembra, poi alle 8 perché si entrava, poi c'era mezzogiorno, mi sembra, meno 5, poi mezzogiorno, e poi risuonava forse all'1, adesso non ricordo bene gli orari, però, e poi alle 5. Erano gli orari, qui c'è qualcosa che sono scritte loro. Bene ragazzi, io sento un tombino che batte, pac, no, quella è la pac, macchina pac, sono le auto che picchiano su un tombino stradale. Bene, per oggi, o meglio per adesso è tutto, noi proseguiamo con questa, una testata sul ferro, proseguiremo con questa esplorazione e continuate a seguire. Con questa, Quello che vedete, questa patina, è carbonato di calcio disciolto nell'acqua che crea il fenomeno delle stalattiti e delle stalagmiti, segno che la natura cerca di riappropriarsi dei propri spazi. Infatti qui troviamo nel sottosuolo di Cagliari, a Tuvigedo, dove stiamo procedendo il nostro viaggio segreto, un tratto di antico acquedotto romano e una meraviglia del creato da parte dell'uomo. Seguitemi. È un ambiente sotterraneo molto oscuro, pensate che noi abbiamo portato un faro alimentato da delle luci LED, ma qui gli antichi scavavano con l'arte dello scalpellino, portando via centimetro dopo centimetro la roccia, e in questo buco venivano ospitate le cosiddette lucerne, le lampade ad olio presso gli uomini dell'impero romano. Continuiamo questo nostro viaggio. Qui in alto, vedete, abbiamo l'incontro di due millenni. Questi gli isolatori in porcellana del 1950 circa, che portavano l'energia elettrica per azionare le lampadine in questi cunicoli, e 2000 anni prima gli antichi con le lampade ad olio, quindi con un elemento che diventava infiammabile per potersi fare luce in questo ambiente sotterraneo. Ma da qui a 10 metri un mostro, il mostro di Tuvigedo. Ed eccoci, fate qualche passo in avanti, ancora un poco, e vedete delle radici, sembrano due braccia pelose, e questo è stato battezzato da alcuni speleologi come il mostro del Colle Tuvigedo. Non sono altro che delle radici certo spaventevoli che vanno ad assurgere, quindi a prelevare l'acqua, le particole di umidità presenti in questo puteo, perché le radici di una pianta soprastante sono le ospiti o gli ospiti silenziosi di un pozzo profondo 10 metri scavato dagli antichi romani. La voce che sentite in fondo è quella di uno speleologo che sta cercando di perlustrare questo passaggio segreto, questo passaggio sotterraneo situato sotto Cagliari, sotto la Città del Sole. Certo, la posizione, Robè, non è delle migliori. Cosa hai trovato all'interno del tratto di acquedotto romano che è vecchio di millenni, ha più di 2000 anni di storia? A circa 50 di metri da qui c'è una perdita di gasolio da qualche parte, perché c'è una chiazza nera, una puzza di idrocarburo fortissima, e poi continua il puteo, è pieno di terra, c'è anche il rischio infatti che ti possa... Il puteo, lo ricordiamo, è un pozzo profondo una decina di metri, simile a quello che state vedendo in queste immagini. Vedete a destra e poi a sinistra, in questo caso, l'acqua accedendo da questi putei o puteus del periodo romano, acqua piovana ovviamente, doveva scorrere in questi ambienti, ma i putei venivano usati anche per poter scavare anzitutto i tratti di acquedotto e ispezionarli da parte degli antichi cavapietre del periodo romano. Sì, il pavimento non era questo, sicuramente in fondo, poi si va ancora molto avanti, bisogna camminare quasi carponi,
che probabilmente non fosse questo, se ce ne accorgiamo dallo spazio che c'è delle lucerne, perché ogni circa 73 cm c'era uno spazio per una lucerna, perché questi hanno scavato tutto al buio, ricordiamoci, con la luce delle lucerne, dopo il lavoraccio, le mettevano in alto, lavoravano in piedi, dunque lo spazio... Lucerne quindi ad olio, terracotte, quindi manufatti di terracotta. Lavoravano in piedi, dunque questo qui abbiamo almeno 70 cm di fango. C'è un lavoro disumano, possiamo dirlo, da parte degli antichi. Bene ragazzi, continuate a seguirci, io riprendo il mio percorso in questo tratto di antico acquedotto romano che intercetta una galleria, o meglio è stato poi intercettato negli anni 50 del Novecento da una galleria sotterranea creata per il trasporto del materiale estratto, ma anche per l'estrazione stessa della roccia nel sottosuolo del colle cosiddetto di Tuvigetto. Non ho più l'età per queste cose. Come? Non ho più l'età per andare inginocchiato nei posti. Acceleriamo un attimo la nostra camminata e vedete là in fondo, seguendo questo nastro trasportatore, incontriamo il proseguo delle gallerie sotterranee che passano sotto il centralissimo viale Santa Vendracia a Cagliari. Prossimamente vi faremo esplorare anche questo sito, proseguiremo le nostre indagini. Grazie per averci seguito e come sempre arrivederci al prossimo approfondimento. Madonna è passata. Madonna, c'è un pacchetto di donne. Ma una donna o un fantasma? Una donnola. Una donnola? È più piccolo però. Un tunnel. Ci avete trovato segni di scarpe, di tacchi? Fantasma. È la marchesa di Villa Laura. Ah, questa bella brisca. Buonissima, che buona questa.